Il mio nome è Christopher Carson, The Pathfinder, il cercatore di piste. A 16 anni scappai di casa e per l'amore della libertà abbandonai ogni legame terreno. Dopo anni passati nella più completa solitudine, raggiunsi le praterie di Shambhala e lì ebbi la mia visione. La visione diceva: torna nel mondo e accoppiati nella stessa notte con 3 donne. Da ognuna di loro avrai un figlio. Crescili separatamente e a ciascuno trasmetti una parte di te, così il tuo spirito sarà libero. La prima donna diede alla luce Mariana, una specie di sciamana. A lei ho insegnato tutto quello che ho imparato dagli stregoni indiani. Dalla seconda nacque Willer, ateo e individualista. Si è sempre rifiutato di credere alla potenza degli spiriti. Ed infine il giovane Kit, il mio figlio più caro, cresciuto in tutto e per tutto come un indiano vishnuita. Secondo le leggende indiane, il mondo si divide in ere. Vishnu, l'essere supremo, appare di volta in volta sulla terra per salvarla dalla minaccia dei demoni. Matsya, il pesce. Kurma, la tartaruga. Vara, il cinghiale. Narasimha, mezzo uomo, mezzo leone. Vamana, il nano. Parasurama, il guerriero. Ramachandra, il perfetto monarca. Krishna, l'ottava incarnazione della persona suprema. Buddha, il principe nepalese che predicava la non violenza. Alla fine del Kali Yuga, l'età del ferro, Mahavishnu si incarnerà per la 10ª e ultima volta nella forma di Kalki, uno splendido cavallo bianco, simbolo della distruzione del mondo. In the beginning, Brahma fell asleep, and the demons stole the Vedas from his side, hiding them in the bottom of the ocean. For the first time, Mahavishnu is incarnated as Matsya, the fish, to recover the stolen Vedas.
When the gods and demons try to capture Ambrosia from the Sea of Milk, Mahavishnu takes on the form of Kurma, the tortoise, carrying the Mount Mandara on his back. Kurma, the tortoise. Bem-vindo, Sr. Wheeler. Estava esperando exatamente por você. Vamos dar uma volta. Tenho que te contar uma coisa muito importante. Vindo pra cá. Você não achou os indianos meio esquisitos? Non, en effet, je ne fais jamais attention aux autres s'ils ne font pas attention à moi. Você conhece a lenda de Kalki? Plus ou moins. J'ai entendu le bon Carson qui en parlait. Para os indianos, Kalki é um Mahavatar, que seria a 10ª encarnação de Vishnu. A sua aparição marca o fim do mundo. Bem, o fim dessa era, dessa época de bagunça e caos que os indianos chamam de Kali Yuga, a Idade de Ferro. Mas Kalki vai botar tudo em ordem e nos levar de volta para o caminho do Dharma. Essas antigas profecias védicas dizem que ele é um cavalo branco que vai conduzir os seus devotos para os jardins de Shambhala. A lenda também diz que nenhum mortal pode capturá-lo. Tu n'as jamais cru à cela? Comment ça fait qu'elle t'intéresse autant? Exatamente por isso. É por isso que quero acabar com essa estúpida superstição. Os indianos me estão fazendo enlouquecer. Não vendem mais os cavalos e tentam soltar os dos outros.
And at the end of the Kali Yuga, the age of Kali, or Iron Age, the 10th carnation will reveal itself as Kalki, the herald of universal time change. When a new world begins, few are purified, and therefore qualified to go back with Vishnu, to Vaikuntha. the spiritual world. Therefore, some hope for Kali Yuga to prevail, believing that the murder of Kalki will allow things to remain unchanged. This, however, is not an easy task. Il mio nome è Christopher Carson, The Pathfinder, il cercatore di piste. Hiranyakashipu challenges the Supreme by doing penance before Brahma. This time, however, Mahavishnu takes on the form of Narasimha, half lion and half man, killing the tyrant. Narasimha, half lion and half man. Il solito caprone. Tieni, bevi e levati dai piedi. Ce café a le goût de terre. Il y a un travail qui pue l'Indien. T'as préféré, non? Le plan est très simple. On y va et on le capture. Ou mieux, tu attrapes ce maudit cheval blanc et moi, je le ramène à Marianne. Ehi, aspetta un attimo. Qui non si tratta di un semplice cavallo bianco. Stiamo parlando di Kalki. Gli indiani lo adorano come il dio cavallo. Mais allez, tu vas pas me dire que tu crois à ces légendes? Nous ne sommes pas des Indiens. Io non sono niente. Ça veut dire que tu as quelque chose de profond. Quando questo dannato crepuscolo sarà finito, comincerà un nuovo mondo. E forse anche miscredenti come te riusciranno a capire.
In order to expel the Emperor Mahabali, Mahavishnu must take on the form of Vamana, a dwarf, recovering the entire universe in only 3 steps. Anche Mariana lo sa. Secondo le leggende indiane, il mondo si divide in ere. Ciascuna era inizia e finisce con un crepuscolo. Questa è l'ultima era, Kali Yuga. Nulla si crea, nulla si distrugge. La polvere che prese fuoco per formare il sole è la stessa che compone ogni essere vivente. Ognuno di noi è una parte del tutto. La nostra origine è la stessa. Siamo nati da un unico seme, fatto germogliare in donne diverse. Krishna, the 8th incarnation of Mahavishnu's Supreme Personality, enjoyed his pastimes in Vrindavana. Parasurama, the incarnated warrior, kills every demon-possessed king 21 times. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? È un sacrificio a Kalki. Nous devrions peut-être le suivre. Per perdere tempo e basta. Lui non sa dov'è il cavallo. Je veux m'en occuper. Tu verras. Fai pure. Ricordati però che la venuta di Kalki per loro significa la fine del mondo. E di quelli come noi non resterà che polvere. Odore d'incenso. Ormai siamo in pieno territorio indiano.
Je ne me sens vraiment pas tranquille. Se incontriamo degli indiani, tu non dire niente, nemmeno a Ribol. Lascia parlare me. Ok, je reste muet, mais je suis prêt à répondre. Hé, c'est peut-être mieux de changer de direction. Forse dovresti chiudere la bocca e aprire gli occhi. When Hiranyaksha, the demon, enters the Sea of Milk, the ocean begins to sway and surge. Mahavishnu takes the form of Vara, the bull, who kills Hiranyaksha and saves the earth from the treacherous flood. Vara, the bull. Questo totem è dedicato a Vara, il dio cinghiale, la terza incarnazione di Vishnu. Merde, je savais qu'on ne devait pas faire confiance aux Indiens. Ramachandra, Mahavishnu incarnated, becomes the ideal monarch. Buddha, Mahavishnu's ninth incarnation. Buddha, Mahavishnu's ninth incarnation, was a Nepali prince whose vision was teaching non-violence. And at the end of the Kali Yuga, the age of Kali, or Iron Age, the 10th carnation will reveal itself as Kalki, the herald of universal time change.
Vishnu, Mahavishnu, Mahavishnu, Mahavishnu. Ora il mio spirito ha lasciato il corpo del vecchio Carson ed è trasmigrato in quello di uno splendido cavallo bianco. Kalki, simbolo della distruzione del mondo.